Veneto Ortofrutta chiude il bilancio con numeri importanti per il 2023. La cooperativa, che oggi conta 52 soci, 41 referenze commercializzate e oltre 15.000 quintali di ortofrutta movimentati, si sta facendo strada nel settore ortofrutticolo trevigiano e non solo, grazie anche all'adesione all'OP Agrinsieme. Primo bilancio di Veneto Ortofrutta, un anno molto difficoltoso nella partenza, molto difficile, però un risultato molto positivo. Abbiamo concluso in positivo, noi ci crediamo in questa cosa, se facciamo squadra andiamo avanti, se non facciamo squadra ognuno va per la sua strada, come dipendenti non si fa squadra. La squadra va fatta tutti assieme si può prendere certi CDO, si può prendere certi mercati, si può prendere tante cose assieme fatte in gruppo. Lo stare insieme e valorizzare le bellezze dell'Italia e dentro di esse le varie vocazioni. Noi dobbiamo oggi più che mai valorizzare le vocazioni territoriali e le peculiarità dell'Italia e lo dobbiamo fare sempre di più rispetto a un'Europa che attacca sempre la nostra vocazione, il nostro Made in Italy. Un percorso positivo quello di Veneto Ortofrutta nei mercati italiani, realizzato grazie anche alla collaborazione con Coop, che con la linea Fiorfiore ha solidificato la presenza nei mercati del radicchio di Treviso IGP. Se diciamo radicchio noi rispondiamo Fiorfiore, noi rispondiamo eccellenza, noi rispondiamo non solo convenienza ma valorizzazione del territorio attraverso soprattutto il nostro marchio premium, che è appunto il marchio Fiorfiore, che contraddistingue i nostri prodotti di eccellenza da veicolare in tutta Italia. Ricca di spunti anche la relazione del professor Roberto Della Casa. Viviamo in un momento dove c'è una crisi nei consumi di ortofrutta, in particolare di frutta, un po' meglio va per i vegetali, però la situazione inflazionistica da una parte e la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie dall'altra ovviamente condizionano molto i consumi. Per fortuna i prodotti a indicazione geografica protetta e a denominazione di origine protetta, come per esempio il radicchio, stanno vivendo ancora un momento di felicità in quanto i consumatori stanno spostando sempre più verso i prodotti tradizionali, verso i prodotti di alta qualità. Il tema è che la distribuzione moderna ormai valgono l'80% del mercato e per essere affrontati necessitano di organizzazione, in quanto sono acquirenti di grande dimensione che hanno bisogno di tanta organizzazione e tanta capacità, quindi il messaggio per la produzione locale è aggregarsi sui prodotti